Come Movimento 5 Stelle siamo per una società sì dei diritti ma anche dei doveri, però al tempo stesso siamo fortemente contrari a questa leva obbligatoria che non ha più senso di esistere al giorno d'oggi. Anzi, se fosse ripristinata la leva obbligatoria andremo a togliere risorse per quell'esercito che serve invece oggi fortemente specializzato e tecnologico che sopperisce ampiamente ai tempi in cui c'erano appunto migliaia, centinaia di migliaia di soldati obbligati a fare la leva obbligatoria. Noi siamo per fare un percorso invece di protezione civile, allargandolo anche al mondo del volontariato e soprattutto partendo dalle scuole, partendo dal percorso scolastico obbligatorio, abituare i bambini ad interfacciarsi con dei volontari della protezione civile, con i vigili del fuoco, con i forestali per il rispetto dell'ambiente, con la Polizia di Stato per l'educazione stradale, molto importante, con il personale sanitario per insegnare fin dai bambini le regole del primo soccorso e quindi poi avremo dei cittadini che sono ampiamente preparati ad affrontare le emergenze e che quando saranno adulti potranno decidere di andare dentro la protezione civile, vigili del fuoco oppure arruolarsi per un esercito di professionisti adatto ai tempi di oggi.